Ciao ragazzi, queste sono capre Saanen, sono capre il cui nome richiama la Svizzera, il loro luogo di origine, anche se si tratta di una razza particolarmente diffusa anche in Francia e in Germania. Ma questo allevamento si trova in Italia, per la precisione a Marcaria, in provincia di Mantova. Siamo infatti all'interno dell'azienda agricola L'Alba, che è anche caseificio. Ed è il frutto di una scommessa col destino iniziata circa 20 anni fa da una famiglia, i Borrini, che fino a quel momento erano allevatori di vacche da latte come tante altre famiglie qui nei dintorni. Ma ad un certo punto si trovarono nella necessità di dover fare una scelta per il futuro della loro azienda, ed era un futuro che non poteva più, per vari motivi, essere incentrato sull'allevamento delle bovine. Quindi scelsero le capre, scelsero queste capre e iniziarono a produrre tante cose: formaggi, yogurt, oggi anche il gelato con il latte di capra. E tutto questo qui nella terra del grana padano. Ero una bambina quando avete cominciato. Quando abbiamo cominciato avevo 22 anni, sì, ero piccolina. E come li hai vissuti quei momenti? Ma allora avevo un grandissimo entusiasmo per questa nuova cosa, desiderata, che mi piaceva proprio l'idea di mettere su un animale così nuovo anche per la pianura padana, per la provincia di Mantova, e anche di trasformare direttamente. Avevo già visto altre realtà, ma ovviamente non a Mantova, e mi piaceva un sacco questa idea. Devo dire che forse ero molto incosciente e i miei genitori con me, cioè mi hanno appoggiato, mi hanno supportato in questa incoscienza, non so come mai, voglio dire, nel senso che è stata veramente... Però abbiamo fatto tanti sacrifici, tanti, veramente tanti, ma io personalmente non rimpiango nulla. Iniziare è stata difficile perché la scelta era nel terreno non molto disponibile, non avevamo molto terreno, e cercare un tipo di allevamento che desse reddito in base alla famiglia in cui cresceva mia figlia, perché tanto per me era già un avvenire già finito. Ma più per creare reddito mia figlia e la sua famiglia, bisogna cercare un tipo di allevamento che lo desse questo. C'era apprensione quando è partito? C'era apprensione, ma poi siamo andati a visitare vari tipi di allevamenti in Piemonte, in Svizzera, in Francia e così, e ci siamo resi conto che la cosa poteva andare. E da lì siamo partiti con l'idea ben fissa di dire: creiamo un allevamento di questo numero, di andare direttamente al consumatore col prodotto. Certo. Per non avere passaggi ulteriori, nonostante che l'allevamento non era così produttivo, non era molto conosciuto nella zona. Perché proprio le Saanen? Le Saanen sono animali che danno più latte, e se sono alimentate bene danno anche un buon latte. Passare da un tipo di allevamento a un altro non è un processo così automatico, anche se in fondo si tratta di avere una stalla e ospitare gli animali. Perché cambiano, d'accordo, cambiano gli animali, ma cambiano le loro esigenze, cambiano i tempi di gestione, cambiano le produzioni che si possono ottenere. E tutto questo di conseguenza ha comportato anche una evoluzione professionale per tutta la famiglia, non soltanto per Francesca, ma anche per la mamma e per il papà, perché insieme hanno dovuto acquisire nuove competenze, hanno dovuto affrontare, fare i conti con un mercato tutto da verificare, hanno aperto le porte di casa accogliendo il pubblico. Anche questo è un altro elemento innovativo della nuova gestione, in sostanza. E insomma, si è trattato di accettare una trasformazione molto significativa che ha riguardato la vita di tutta la famiglia e soprattutto un nuovo modo di concepire l'azienda agricola. Tu fai la casara? Sì. Il papà è sempre in stalla, sì. La mamma fa anche la gelataia, quindi sì. Tutti avete cambiato, vi siete professionalmente evoluti. Sì, sì, sì. Com'è stato anche questo passaggio? Ma allora, inizialmente è stata un'esigenza, ovviamente, perché inizialmente siamo partiti noi tre, quindi dovevamo essere multifunzionali, noi tre. Avevamo acquisito diverse capacità, col tempo magari, e diverse competenze, ecco.
E poi adesso è diventato, io penso, un piacere, cioè io adoro fare il formaggio, anzi se potessi solo fare formaggio per me sarebbe l'ideale, perché mi piace farlo, mi piace anche mettermi in gioco facendo il formaggio, quindi sperimentare anche cose nuove, e nel tempo insomma l'abbiamo fatto, e penso che insomma abbiamo anche migliorato sotto diversi punti di vista. Però, un altro cambiamento è stato forse anche quello di aprire le porte di casa, abituarsi ad avere degli estranei che vengono qui. Assolutamente. E quello come l'avete vissuto? Ma quello inizialmente è sempre stata la nostra volontà, insomma, quella di aprire direttamente e vendere direttamente al consumatore. Cioè l'azienda è partita proprio così. Quindi facendo un ciclo quasi chiuso, non è completamente chiuso, ma è quasi chiuso. Proprio dall'alimentazione delle capre, anzi partiamo addirittura prima dalla coltivazione del terreno, l'alimentazione delle capre, l'allevamento, quindi la trasformazione e poi direttamente la vendita. È tutto biologico? Tutto biologico, anche sì. Questa è una scelta? Sì, da più di 5 anni siamo completamente biologici, sì. Abbiamo avuto coraggio io e mia figlia, in pratica tutta la famiglia, perché volevamo differenziare di quello che è prodotto, diciamo, standard sempre. E da quando siamo partiti abbiamo visto subito la richiesta di alcune persone avvicinarsi a questo prodotto, pur non avendo magari il sapore come il grana, perché il grana è antonomasia. Non c'era l'abitudine al gusto, diciamo. L'abitudine di dire se prendo formaggio prendo il grana o il parmigiano, non so com'è. E quindi siamo andati su un tipo di formaggio che noi avevamo già assaggiato e mangiati in Francia, in Svizzera e tutto quanto, e in Piemonte lo facevano già da anni. Ed era un tipo che è molto digeribile, un tipo di formaggino che poteva avvicinarsi molte persone, il latte con i bambini e il resto, e siamo partiti così, un po' insomma con la paura in mano, cioè che non abbiamo fatto eravamo sicuri di fare quello che siamo arrivati a fare. Avete rischiato? Abbiamo rischiato. Oggi l'Alba è una realtà molto apprezzata nel Mantovano. Quella che inizialmente, circa 20 anni fa, era partita come una mosca bianca nel firmamento caseario del Mantovano, incentrato, come è noto, soprattutto sulla produzione di grana padano, si è piano piano rivelata come un'azienda solida, fondata su valori genuini, sani, espressi attraverso i tanti prodotti che ogni giorno escono da qui. E allora quei ricordi di 20 anni fa, del 2003, del 2004, con i patemi che inevitabilmente si provano quando si parte con una nuova avventura, sembrano oggi un po' dei ricordi molto lontani. Perché sei qui, Francesca? Allora, sono qui perché in questi 20 anni che sono volati, comunque, ho portato avanti questo mio desiderio di fare un'azienda agricola come me l'ero immaginata quando ero più giovane. Crescendo, i sogni diciamo che devono essere più reali, devono concretizzarsi un po' di più. A 20 anni avevo molti sogni, tanti li ho già realizzati, perché appunto l'azienda che ho rispecchia un po' i sogni che avevo nel cassetto. E sembra assurdo pensare che una ragazza di 22 anni avesse questi sogni, però in realtà è proprio così. Adesso ne ho degli altri, ma sono un po' più concreti, insomma, un po' più terra a terra, diciamo, però ne abbiamo degli altri di sogni, insomma. E adesso, dopo questi anni, che bilancio? Siamo contentissimi, che perché i primi anni è stato un po' difficile collocare il latte che avevamo in più, nonostante avevamo meno animali, però era difficile il latte di capra o si portava a Brescia o a Milano, cioè era molto difficile collocarlo. Adesso da un paio d'anni, 3 a questa parte, insomma c'è molta richiesta, perché il latte e i formaggi sono richiesti quasi tutti in ambito nazionale, ma al nord molto, certo, nella Brianza specialmente, e ci hanno fatto, insomma adesso sono 3 anni o 4-5 anni che siamo tranquilli. Quindi scommessa vinta? Scommessa vinta, sì. Segnatevi intanto il 18 maggio per Corti e Cascine.
e vi auguro che faccia caldo, così il gelato lo gusterete ancora meglio. Qui c'è pistacchio, Zuppa inglese. e tu invece? Io ho crema e panna. Avete capito il messaggio? Percorsi Cascine, domenica 18 maggio. Ma anche se non fa caldo, venite lo stesso, perché è sempre i formaggi, vero? Giusto? Giustissimo. Ciao ragazzi, buon Percorsi Cascine a tutti. Brava la mamma, Sì.